Conto alla rovescia per la rassegna Via Piave, giardini musicali e molto altro. Da giovedì 5 agosto fino a domenica 29 si alterneranno sul palco dei giardini di Via Piave una trentina di eventi musicali e l'area sarà arricchita con tanti stand gastronomici per animare le serate di residenti e non solo. Musica, sport, food truck, cibo, tutto per stare insieme, per accendere i riflettori su quel bellissimo giardino che deve tornare a essere vissuto quotidianamente dai cittadini. Lo scopo dell'amministrazione è combattere con la socialità il degrado e lo spaccio. Con la socialità si può eliminare il degrado. Sì, è una delle ricette. L'impegno per combattere alcune situazioni di degrado e illegalità è un impegno su tanti settori. C'è quello della sicurezza e quindi sono aumentati i controlli e aumenterà ancora di più l'attività del comune per reprimere quei fenomeni criminali. C'è un'attività anche sociale di accompagnamento e di informazione sui rischi di alcuni cittadini di avvicinarsi al mondo comunque dello stupefacente, ma c'è soprattutto un'attività di animazione territoriale per far sì che alcuni luoghi siano vissuti da gente bella, da persone comuni, da cittadini che abitano lì e che vogliono scendere al parco e stare insieme. Nel programma si spazia dal tributo ai nomadi degli Asia Band al funk hip hop originale dei Mens Rea fino all'omaggio a David Bowie dei Moss Garden ed altro ancora. Dai Rolling Stones per esempio ai Pink Floyd, agli U2, a Amy Winehouse, a rock un po' più duro e tanti giovani emergenti come la Giorgia Vianello, per esempio i Rolling Carpets, puramente veneziani, gli Asia Band che sono una bellissima cover band dei Nomadi, insomma ce n'è per tutti i gusti. L'evento fa sì che gli spazi vuoti vengano riempiti da persone, da cittadini che vogliono passare una serata in allegria e in tranquillità. Questo è il nostro obiettivo che durerà un mese e sollecitiamo anche altre associazioni che vogliono impegnarsi in Via Piave a cui potremo dare tutto il nostro aiuto per far sì che la città cambi molto.